Anch'io ovviamente mi aggiungo tra coloro che hanno espresso apprezzamento per questo momento in cui possiamo dire la nostra su alcune tematiche molto importanti e anche, devo dire, su come è stato trattato anche quest'anno a livello di Commissione. Io credo, ovviamente nei pochi minuti che avrò a disposizione, volevo aggiungere al dibattito alcune considerazioni su quello che è la priorità numero 6 prevista dalla Commissione europea, anche perché ne abbiamo discusso in Commissione, abbiamo fatto anche delle audizioni ad hoc e delle videoconferenze anche con Bruxelles per poter parlare di questi temi, per cui credo sia giusto anche trovare appunto la giusta dignità anche a un argomento come questo. Il titolo della priorità è Commercio e un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti realistico ed equilibrato, un tema che ormai abbiamo affrontato molte volte in quest'Aula. Ci sono anche delle mozioni che devono ancora essere discusse e approvate, poi vedremo magari anche se riusciremo da qui a fine legislatura a portarle in aula una volta per tutte per delineare quella che è la posizione del Consiglio, ma devo dire che su questo il Consiglio comunque si è già espresso sia con questa risoluzione, ma sia anche con le risoluzioni del 2015 e del 2016. Io ovviamente ricordo quella del 2016 entrava molto nel dettaglio per quanto riguarda l'accordo tra Unione Europea e Stati Uniti. C'erano, adesso non so quanti, ma c'erano tutta una serie di paragrafi proprio che ribadivano quelli che erano dei concetti importanti che appunto il Consiglio regionale, grazie appunto anche alle audizioni che avevamo fatto l'anno scorso, aveva individuato e nelle criticità che ci possono essere nell'approvare un trattato di questo tipo. Rispetto diciamo ai 2 o 3 paragrafi, 2 che sono stati diciamo individuati quest'anno, ritengo che sia quantomeno necessario, e qui intervengo con un emendamento orale perché non mi sembrava neanche il caso, a parte che devo dire la verità, ci ho pensato anche stamattina e quindi non l'ho preparato scritto, ma credo che una frase sola per aggiungere richiamato quanto già espresso nelle risoluzioni 2015 e 2016 su questo tema si possa eventualmente fare anche solo con un emendamento orale. Questo chiedo eventualmente al Presidente, se è necessario farlo scritto mi adopero per farlo scritto. Proprio perché le posizioni non possono essere cambiate, soprattutto per quanto riguarda il TTIP, non essendo stato fatto praticamente nulla nel 2016 dal punto di vista internazionale, se non qualche incontro per via delle elezioni americane, e non essendoci diciamo, un'accelerazione da parte statunitense, anzi per quanto riguarda il trattato, siccome l'Unione Europea lo prevede ancora come priorità, quantomeno richiamiamo quelle che erano le criticità rilevate. Dico questo anche perché poi negli ultimi tempi, ovviamente parlando di quello che è un altro trattato che viene comunque citato anche in questa risoluzione, sempre come diciamo tra quelle che sono le priorità della Comunità Europea, anche se la Comunità Europea e il Parlamento Europeo hanno già approvato il trattato tra Europa e Canada, mi sembra giusto e doveroso riportare qui anche quella che è la posizione non solo del Movimento 5 Stelle, perché ormai sono 3 anni che la ribadiamo, ma in questo caso anche di Coldiretti. Allora, se anche Coldiretti si esprime in determinate maniere verso questi trattati, io credo che la riflessione debba essere non solo seria e approfondita, ma anche tenuta in considerazione. Io qui ho le parole del Presidente nazionale Roberto Moncalvo,
che definisce il CETA come un grande regalo alle lobby industriali che nell'alimentare puntano alla omologazione e al livellamento verso il basso della qualità. Cioè quello che noi diciamo da 3 anni, siamo arrivati all'approvazione in Parlamento europeo del trattato con il più grande, diciamo così, stakeholder che dovrebbe difendere l'agricoltura italiana, che lo definisce come un grande regalo alle lobby e diciamo multinazionali. Ora, siccome questo è chiaramente uno degli aspetti, un altro ovviamente si ricordano anche loro quella che è la possibile cessione di sovranità, ulteriore cessione di sovranità, perché poi noi parliamo sempre di democrazia, di partecipazione, di sussidiarietà, di proposte dal basso, eccetera, però poi ci troviamo a scontrare contro un mondo che va esattamente nella direzione opposta. Se queste cose non vengono ribadite a livello regionale o dai consigli regionali, che sono i primi a dover cedere sovranità a qualcun altro, può essere il governo nazionale o, come in questo caso, alla comunità o all'Unione Europea, è chiaro che viene a mancare anche quella che è una delle nostre funzioni principali. Perché se non siamo noi a lamentarci del fatto che qualcun altro prenderà sempre di più decisioni per conto nostro e nel caso dei trattati che andremo a firmare con gli Stati Uniti e con il Canada non saranno neanche altri stati o altre istituzioni, ma saranno direttamente o addirittura ancora peggio multinazionali con le quali dovremo confrontarci. Questo, come detto, lo ribadiamo ormai da 3 anni, spero che ormai sia diventato anche di dominio comune sempre di più, per cui, come detto, io chiedo, se è possibile farlo con un emendamento anche solo orale, la possibilità di aggiungere le frasi richiamato quanto già espresso con le precedenti risoluzioni, che tanto ne abbiamo parlato solo nel 2015 e 2016, oppure se dobbiamo nominarle, su questo tema, in modo tale che si dia un quadro poi più completo di quella che è la nostra posizione sul tema.